Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. La regione più digitalizzata con meno competenze digitali. La Sicilia è la regione più infrastrutturata sul piano digitale nel Mediterraneo ed è in Italia la grande regione con il più alto numero di comuni serviti da banda ultralarga, ma è allo stesso tempo purtroppo una delle ultime per competenze digitali dei suoi abitanti. L'Europa ha fissato per il 2030 l'obiettivo dell'80% dei propri cittadini con competenze digitali di base a partire dal 53,9 attuale. L'Italia è al quartultimo posto in Europa con il 45,7%, la Sicilia è penultima in Italia dopo la Calabria con il 34%. Schifani, all'Ars c'è il Far West. Il presidente Schifani ha nuovamente dato l'allarme sulle procedure interne all'Assemblea regionale che rischiano di creare un Far West normativo. Mentre alla Camera e al Senato è previsto che un emendamento che comporta spese prima passi in Commissione Bilancio o alla Ragioneria, ha detto Schifani, a Sala d'Ercole c'è il Far West. Si approvano norme prive di copertura e poi arriva il governo nazionale o la Corte Costituzionale che le impugna. E se non si legifera bene si rischiano i conti pubblici e la qualità dell'attività legislativa. Palermo, divisioni sul Pride, la galla conferma Mamedia. Il patrocinio concesso al Gay Pride di Palermo fa esplodere le contraddizioni all'interno del centrodestra. La vice sindaca Carolina Varchi, con l'unanimità di Fratelli d'Italia, contesta il patrocinio. La Lega, malgrado una prima nota di mediazione del deputato regionale Vincenzo Figuccia, esprime anch'essa una posizione di chiusura. Stamani sul Corriere della Sera il sindaco La Galla, in un'intervista, conferma la libertà d'opinione necessaria su questi temi e la sua volontà di garantirla, ma allo stesso tempo esprime la sua netta contrarietà all'utero in affitto e, finché non vi sarà una legge che lo prevede, alla registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. Via libera all'elettrodotto sottomarino Tunisia-Sicilia. La Banca Mondiale ha concesso alla Tunisia un prestito di 268 milioni di dollari per finanziare il progetto di connessione tra la rete elettrica siciliana e quella tunisina. Il collegamento sottomarino con una potenza di 600 megawatt sarà realizzato dalla Terna con la tunisina Steg. Sarà lungo oltre 200 km con una profondità massima di 800 metri e collegherà Partanna in provincia di Trapani con Capobon in Tunisia. Il progetto, che prevede un costo di circa 850 milioni di euro, sarà cofinanziato dall'Unione Europea. Al via i lavori del waterfront a Marsala. Dato il via nella città di Marsala ai lavori per la realizzazione del waterfront 1 e 2 per oltre 4 milioni di euro. Si tratta di lavori che cambieranno il volto di Marsala e il suo rapporto con il mare, ha detto il sindaco Massimo Grillo. All'inaugurazione ha partecipato l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. Miccichè prova a negare l'evidenza. Con una nota stizzosa Gianfranco Miccichè prova a negare l'evidenza e a smentire la sua fuoriuscita da Forza Italia da noi annunciata. Lo stesso fatto che la nota provenga dal gruppo misto dell'Ars testimonia che Miccichè di fatto non faccia più parte per sua scelta di Forza Italia, a meno che non voglia convincerci che si può vivere in un'altra casa con un altro partner, insultando il partner precedente e allo stesso tempo dichiarare la propria fedeltà. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.